Ben ritrovati dalla redazione. Circa 200 pali in legno lunghi 3,5 metri ciascuno, perfettamente levigati e pronti per essere utilizzati in campeggio, e l'intera struttura di tubi di metallo sulla quale erano appoggiati. E questo è il bottino di un clamoroso furto avvenuto a Basovizza ai danni degli scout che fanno parte della sezione di Trieste del Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani. 150 dei 200 pali erano stati acquistati a giugno e tutti erano stati adoperati dagli scout nei campi organizzati nel corso dell'estate. Continuano gli atti vandalici contro le auto aziendali di Asugi al centro di salute mentale La Maddalena a Trieste. Tra sabato e ieri sono stati presi di mira gli specchietti retrovisori elettrici di 5 automobili e messi così fuori uso tutti i mezzi a disposizione. Per garantire l'assistenza domiciliare rimane un solo veicolo, tra l'altro preso in prestito dal CSM di Domio, quindi inevitabilmente l'assistenza domiciliare deve essere necessariamente ridotta. Il parroco della chiesa di San Gerolamo di via Capodistria a Trieste è rimasto vittima dell'ennesima truffa. I malviventi, operando telefonicamente e riuscendo a raggirare Don Russi, sono riusciti a intascare ben 56.000 euro, quantitativo di denaro non coperto dall'assicurazione. Infatti sono avvenuti in realtà a inizio settembre, ma il parroco ha denunciato la truffa solo diversi giorni dopo. Don Russi si è presentato negli uffici del comando provinciale di Via dell'Istria lo scorso 19 settembre denunciando di essere rimasto truffato. Sport calcio, l'Udinese passa il turno di Coppa Italia e va agli ottavi, dove affronterà la Juve a Torino. Il turno comincerà dal 3 dicembre. A segnare la partita Zaniolo e Miller, entrambi al loro primo gol in bianconero. Sempre per lo sport, basket davanti al presidente Matjasic sul parquet della Fernando Buesa Arena in un match dal profumo d'Europa. Una splendida pallacanestro Trieste centra il bersaglio grosso, piegando 94-98 il Baskonia, avversaria al quale mancano giocatori importanti, ma comunque decisamente competitive, pronto all'esordio in Eurolega il prossimo 30 di settembre contro l'Olympiakos. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi tempo molto instabile, cielo da nuvoloso coperto per gran parte della giornata, probabili rovesci e temporali con piogge intermittenti da abbondanti e intense, localmente anche molto intense, specie sulle zone occidentali della costa e della bassa pianura. Sulla costa vento moderato in genere da est. Dal pomeriggio sera possibile temporanea attenuazione dell'instabilità. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra 14 e 17, sulla costa fra 16 e 19, le massime in pianura fra 19 e 22, sulla costa fra 20 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.